Allora, rieccoci insieme. A lei, avvocato, ci sono anche questioni di carattere legale di non poco conto che devono essere affrontate al momento opportuno. Al momento Sì, opportuno, lo dico, perché tante volte si arriva un po' troppo tardi. certo. E in parte abbiamo già affrontato questi temi nelle precedenti puntate. Facciamo finta di non Abbiamo, averli mai affrontati perché certo, giustamente abbiamo infatti, anche altri telespettatori certamente. che... E abbiamo già detto che con Federcontribuenti cerchiamo di dare aiuto a tutti coloro che ce lo richiedono, poi perché non è detto che si tratti sempre e solo di imprenditori, non vorrei che la cosa si circoscrivesse troppo. Diamo aiuto a tutti coloro che ce lo chiedono e quindi le richieste che ci pervengono sono del tipo più svariato, ovviamente, a maggior ragione in momenti di difficoltà come sono questi attuali, si acuiscono tutta una serie di problematiche e quindi, ripeto, da un lato abbiamo una forma di intervento che è quella di, come dicevamo prima, di prenderci in carico le analisi di situazioni, ad esempio bancarie, di varie aziende, al fine di verificare se nei rapporti con le banche siano stati praticati degli interessi usurari, quindi comunque sostanzialmente la banca abbia richiesto e preteso più di quello che legittimamente avrebbe potuto avere. E in questo caso cerchiamo di agire per fare in modo che il soggetto che è stato in questa maniera vessato, perché di vessazione vera e propria si deve parlare, riesca a ottenere quello che è giusto riottenere. E questo, abbiamo detto, lo facciamo tramite una serie di interventi, analisi dei conti, degli interessi e poi eventualmente con un'azione di tipo Ecco, io ne giudiziario. troppo secondo, perché poi Sì, ci sono stati rispettatori che ci hanno scritto, uno in particolar modo, un imprenditore, e ha detto, ma la mia situazione aziendale sta precipitando in modo anche pauroso, però non mi sono mai neanche posto il problema di rianalizzare o far analizzare tutto l'ambaradan, le aperture con le varie banche, eccetera. Voi mi avete messo un tarlo preoccupante, ma non ho neanche il certo, coraggio, parlava di coraggio, questo mi ha anche colpito in una mail anche abbastanza certo, particolareggiata. certo, E ma quindi effettivamente, ma è vero, cioè uno dice vanno male gli affari, la situazione non quadra, sto precipitando nel baratro, ma non ti viene in mente di affrontare questi aspetti. certo, ma perché per tantissimi anni alla fine questo è stato un non problema, nel senso che finché le cose andavano bene nessuno andava a mettere in discussione la lealtà, la correttezza del proprio istituto bancario, anzi era visto come un partner necessario per lo sviluppo della propria attività imprenditoriale. Anche affidabile a I volte perché cancelli anche... erano aperti, quindi era facile ottenere finanziamenti, mutui. Nessuno poi andava a vedere se nella restituzione di queste somme, in questi rapporti, comunque la banca in qualche maniera approfittasse. Ma si diceva, vabbè, fin tanto che va bene per me, se anche Certo. qualcosa dovesse andare, non ci si poneva neanche appunto il problema. Il problema ce lo si pone adesso, quando si è arrivati al fondo, a raschiare il fondo del barile. E lì ci si domanda allora adesso, ma effettivamente tutti questi soldi che ho pagato in questi anni per il leasing, per il mutuo, per il finanziamento, per l'apertura di credito, ma erano dovuti oppure no? Ed è un problema appunto che sta prendendo sempre più piede adesso, anche perché c'è da dire che in precedenza gli istituti bancari fino a poco tempo fa hanno sicuramente goduto di un notevole vantaggio portatogli sia dal nostro legislatore, che sempre si faceva carico delle istanze ovviamente che provenivano dalle associazioni bancarie o comunque dai grandi gruppi bancari, e quindi la normativa era sempre in senso favorevole all'istituto bancario, sia anche da parte della magistratura, che in buona parte recentemente ha recepito l'esistenza di queste problematiche e con sentenze anche in parte innovative ha aperto dei nuovi scenari per queste persone che vogliano rivalersi nei confronti dei soggetti che li hanno, lo possiamo dire, anche fatti vittime di usura.
Però qui nuovi. attenzione, c'è un collegamento molto importante tra quello che ha detto il professor Maggia e l'avvocato Della Mura. Se scendono in depressione, cadono in depressione, non riescono più a vedere quali sono le strade risolutive per risolvere il loro Infatti, problema. volevo E proprio, nonostante che esatto. ce l'abbiano attorno, non riescono più a vederle perché comunque si sono chiusi in se stessi, non riescono più a vedere l'esterno. Questo infatti, ecco, infatti benissimo Presidente, questo mi dà anche là per dopo passare la parola, prego. Microfono, passiamole subito il microfono così lei si può presentare oppure... Avete acceso? Sì, sì, è tutto acceso. Sì, mi chiamo Moreno Dalpiano, ho una piccola azienda di autoservizi, trasporti scolastici, lavoro con gli enti comunali. Io 2 anni fa ho tentato il suicidio, lo dico chiaro e tondo perché, e per fortuna, ai estremi, ho trovato Marco Paccagnella, che si può dire che mi ha salvato la vita, e il suo staff. Cioè come, ci racconti lo step che così questo può servire stavo, anche... stavo infatti. arrivando a questo discorso qua, si parlava anche di depressione, è un attimo arrivare a quel momento lì, perché quando tu lavori come me, hai un ritmo di lavoro enorme e dalla mattina alla sera la banca ti chiude i rubinetti proprio zero, assolutamente, ti manda a casa l'asta, non hai più niente, vai in depressione totalmente, subito, completamente. Sì, beh. In maniera naturale. Sì, in maniera naturale. Per quello hai parlato prima di depressione, è un attimo arrivare a questo punto qua. E sta di fatto che io sono andato proprio, mi sono trovato proprio a terra completamente. Mi hanno dato il numero di telefono un amico e parlando così ho parlato con Marco Paccagnella e lui si è attivato. Lei si è confrontato con un amico, quindi Sì, non ha sì, sì, tenuto sì, tutto sì, per sì, sé. sì, Cioè, sì, 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 sì. Però lui non sapeva cosa fare, mi ha detto prova a sentire questa è la Fede Contribuenti e ecco, lei quindi ha chiamato la sì, la Fede Fede Contribuenti, Contribuenti, quindi sì, ha avuto sì. anche l'illuminazione. Sì, Quindi sì, ci sono sì, altre- sì, sì, dopo sì. vorrei che anche affrontassimo l'elemento dell'illuminazione, che non è una Però cosa del attenzione, poco. è una catena perché non è lui che si è rivolto, è il suo amico, che è un amico comune, Sì. che lo vedeva che diventava sempre più cupo e non comunicava più. E l'ha scosso, gli ha detto, ehi, non metterti in testa cose strane, muoviti, sì. guarda che c'è qualcuno in giro che ti può dare una mano. Sì, Perciò fa parte della catena umana questo, sì. che dobbiamo No, questo è trasmettere. importantissimo, Ma questa c'è una cosa grossa qua. mancanza anche da parte delle associazioni di categoria comunque, in varie... E dopo Sì, dopo no, che- io ho chiesto aiuto prima anche agli artigiani, esatto, che... devo ancora ricevere risposte io. Scusate, posso chiedere una cosa io? Poi che cosa è stato, cosa è scattato perché Marco Pacagnella, a differenza di altre associazioni, ha invece contribuito a migliorare la situazione? L'aiuto la sua situazione? morale, l'aiuto Morale. umano. Un Questa è... aiuto umano, non è che mi ha detto vengo lì dal piano ti risolvi il problema, ti do dei soldi, questo. No, no, infatti l'abbiamo detto, Nel senso, l'aiuto morale. Dopodiché con Marco Paccagnella e con, non mi ricordo il nome, Prevedello. gli ho portato tutti i documenti della banca e alla fine la banca mi deve dare indietro dei soldi. Quindi lei è un classico esempio di chi invece doveva aspettarsi dei soldi dalla banca. Ma Sì, cosa... quando... dall'ultimo conteggio che hanno fatto, se non vado errato, 74.500 euro. Alla faccia. E lei era sotto di quanto? Quanto è sotto? No, non ero sotto io. Ah, non... Non ero sotto io. È quello il bello. Questo che cosa le ha... come le ha trasformato? Beh, mi ha trasformato di vedere cose più positive. Quindi- Non so se li vedrò, come sarà il discorso, però sta di fatto che hanno bloccato per il momento la vendita e tutto quanto. Per quello che è la cosa importante, Esatto. viene sempre detto, bisogna ricordare che la cosa importante è recuperare l'equilibrio psicologico, avere l'amico che ti dà il là, la persona che ti dice calma, puoi trovare qualcuno che ti aiuta. Nel caso, appunto, lui ne è esempio lampante. Federe Contribuenti si chiama, si trova il nuovo amico, chiamiamolo tale, perché in fondo, l'ha detto anche lui, ha trovato una persona che ha dato un aiuto morale, che ha ascoltato e a catena umana ha detto hai un problema, va bene, io ti aiuto a risolverlo, assolutamente, chiamiamo le persone specifiche, ti facciamo recuperare. Signori, io ho visto anche casi dove le banche che devono indietro 250.000 euro, Sì, no, ma infatti siamo per quello arrivati chiedevo, a che lo era so. la banca a doverne dare anche Sì. ben più di 74, per quello che anche nel servizio che è stato dato prima, lo Stato veniamo accusati di omicidio, non è vero? Sì signori, è vero.
è assolutamente vero, perché avete dato mano libera, carta bianca a determinati istituti, a determinate persone. E ricordiamoci un'altra cosa, continuiamo giustamente a dire imprenditori, ma i mutui sono stati chiesti anche per acquistare la casa. No, stiamo parlando di cittadini Quindi privati. parliamo sì. semplicemente e primariamente di coloro che hanno acceso anche il mutuo di casa, dove nel momento in cui tu vai a verificare i tassi di interesse, le commissioni di massimo scoperto e tutto ciò che ci gira, ci giostra e ci giocano intorno, signori miei, state dando tanti più soldi di quello che dovrebbe essere. E comunque la prima cosa è un po' strano forse dirlo, ma mantenete la calma, cercate aiuto. Chiedere aiuto non è una vergogna, non Bravissima. è assolutamente una vergogna. Ecco, e chiarisco che le banche per questo non ci stanno amando. Proprio Avevo comunque anzi, ce n'è presentimento. una in particolare che vorrebbe cercare di metterci qualche metro sottoterra, però No, ma infatti evito di fare il nome. ma il fatto di apparire comunque è un segnale, no? Come per combattere a volte la mafia, no? Si cercava di apparire, si cerca di apparire il più Infatti, possibile. quello che è arrivato è un segnale abbastanza particolare. A questo proposito, Marco sicuramente ricorderà il caso di una persona che si è rivolta a noi, che si vedeva andare la casa all'asta per un debito nei confronti della banca di, se non ricordo male, 1.000 euro, 1.500 o qualcosa del genere, giusto? Sei dietro. Ecco, è presente qui, non l'avevo Vediamo vista. se dopo La banca, quando ne gli abbiamo dimostrato che lei poteva tranquillamente pagare le quote che doveva pagare, cosa ha visto bene la banca? Invece che trovare un sistema per chiudere l'estrazione, ha visto bene di cercare di diffamare la persona, di cui siamo abbastanza arrabbiati di questo e chiederemo conto presto. Certo. Ma anche le situazioni proprio di debolezza. Prego, lei e dopo la signora e poi il signore lì dietro. Beh, buonasera, mi presento anch'io, sono la signora Masiero Francesca. Io ho fatto tutto da sola, nel senso che Federcontribuenti me la sono trovata in un articoletto piccolo nel giornale, in un momento, tra virgolette, molto particolare, come diceva appunto l'avvocato prima, e ho chiamato perché ero nella disperazione totale, e adesso mi viene da ridere a distanza di 2 anni, ma 2 anni fa Marco mi ha visto e mi ha visto in che condizioni erano, perché loro, premettiamo che loro hanno pignorato una casa. Lei è imprenditrice? No, io sono una cittadina tranquilla. cittadina onesta, libera. Tra l'altro io sono qui, non ero qui per questo, ma per parlare di affidi, che comunque poi ci terrei moltissimo. E niente, io ho trovato Marco, supportata da Federcontribuenti, mi ha detto, mi ricordo le parole testuali di Marco, quel giorno mi ha detto: tu non ti preoccupare che la casa non te la porta via nessuno. Io ero terrorizzata. La banca è arrivata a questo, a pignorare una casa per un residuo che non aveva niente a che vedere con il mio mutuo di 1.000 euro in un fido di un conto corrente bancario, dopo che l'avevo già pagato, premettiamo, 3 volte e mezza, avevo saldato interessi su interessi. Non c'entrava col mutuo, quindi? Assolutamente. Pretendevano ancora questi soldi, e che Marco ha detto basta, adesso vediamo dove arrivano. Sono arrivati che volevano il pignoramento della casa per 1.000 euro, che poi banca stessa ha travisato tutto, ha dichiarato cose false, mi ha diffamato pubblicamente nei giornali, nella televisione, quindi una storia molto brutta, e ci vuole forza, coraggio, determinazione, non aver paura, mettere la faccia in piazza, perché io l'ho fatto, ma con coraggio. Perché la gente ti addita, fanno presto no, ma quello che a dicevo, puntare il infatti, dito, infatti, e se uno ha un po' di debolezza, io capisco chi si suicida, io lo capisco benissimo, perché la gente... Però non lo condividi naturalmente. Assolutamente no, io lotto per il contrario, assolutamente no, cioè ci mettono un attimo a rovinarti. No, questa è stata una vicenda un po' particolare. No, posso chiedere una cosa prima di passare, dopo passo la parola Sì. a tutti. Questo step qui, come è avvenuto che avete salvato la situazione e anche la signora? Portando al pubblico l'ubidrio la banca, facendo vedere anche agli altri possibili utenti bancari della stessa banca, se hanno un minimo problema, cosa gli succede, come aggirare questa banca di cui loro sono già clienti, se hanno un minimo problema cosa gli succederà anche a loro. E la banca molto probabilmente ha visto bene, quando non aveva più ragioni comunque da poter provare,
da poter portare o da raccontare, perché erano più racconti che la realtà delle cose. Cosa ha visto bene? Di mandare fuori un comunicato stampa totalmente infondato, perché abbiamo comunque anche noi la nostra preparazione in merito, su una signora che oltretutto, la signora è qui per gli affidamenti minorili, perché non avendo grandi risorse economiche, a volte neanche il frigo pieno, Neanche il latte. gratuitamente lei riceve dei bimbi a casa. In affido familiare, In noi affido siamo proprio familiare. famiglia affidataria, quindi con il comune dove io risiedo e con il centro per gli affidi di Milano, quindi questo va da 6 anni. E presumo sia fastidioso Diciamo. per tutti sapere questo adesso, che si conosce la storia. Cioè cercare di mettere in croce una persona che si spende anche civilmente e volontariamente per la gente e per 1.000 euro la vuoi mettere in croce. Mamma mia. Con 2 belle creature di figli che ha, che sono straeducati, che sono veramente invidiabili, e una bella famiglia. Pazzesco questa cosa qui. Comunque brava, complimenti. Prego signora, chiedeva anche lei la parola. Allora, buonasera, intanto mi presento, mi chiamo Magagna Maria Cristina. Io ho conosciuto Marco Paccagnella per la mia vicenda. Ma parlate di fede contribuenti perché io sono solo un membro. Perché sennò dopo non esce vivo. Cioè, si sente venire già il caldo, no? E quindi, no, la mia vicenda, diciamo, non si distoglie da quella delle banche, perché comunque le banche e diciamo anche certi settori sono delle caste che sono protetti diciamo, da questo governo. Io ho avuto in seguito a una causa di lavoro per mobbing, che sono stata tramite anche l'associazione, sono stata sulle reti nazionali, quindi hanno evidenziato il mio caso e praticamente dopo una causa di lavoro per mobbing, avendola persa, questa associazione, avendo perso la causa, questa associazione mi ha diciamo, richiesto una parcella che alla fine le tariffe erano triplicate e per un ammontare di 13.000 euro, quando la causa poteva essere benissimo diciamo chiusa per 2.000-3.500 euro, mi hanno pignorato la casa come prima casa. Io premetto che ho una invalidità dell'80% e quindi adesso lavoro saltuariamente, anzi adesso lavoro, però sono a casa perché non c'è lavoro, quindi voglio dire, la situazione qui in Italia non è solo per certi settori, varia, perché alla fine siamo tutti soli, cioè quando uno ha un disagio non è che sei sostenuto, anzi resti da solo. Io che sono riuscita a farmi questa casa, adesso mi trovo per un ammontare di 13.000 euro pignorata la casa. Adesso vorrei dire una cosa, io sto facendo un ricorso alla Corte Costituzionale, alla consulta. Io spero che questo Stato si renda conto che certe cose non si possono togliere perché fanno parte della persona, cioè non puoi. Poi dicono del suicidio, io non l'ho mai pensato. La sua casa gliela danno agli esteri comunitari. Microfono. Lo so, io alla fine mi sento meno di un extracomunitario perché alla fine ho una rabbia, cioè io con una disabilità sono anni che aspetto un lavoro, io sono costretta a andare a fare le pulizie con l'80% di invalidità motoria. E cioè io a questo punto questa Italia cosa ti dà? Sei sotto ricatto in tutti i sensi. Cioè io dico una cosa, bisogna prendere coscienza che certe cose non si possono toccare, cioè fanno parte della persona. Se poi non mettiamo che alla fine una persona deve
avere una dignità, quindi in quella dignità ci deve essere la casa, il mangiare, la scuola, la famiglia e tutto quanto. Cioè io ho una rabbia dentro che questo Stato io ho pensato al suicidio, però l'ho accantonato perché alla fine è la rabbia che mi dà il senso di andare avanti e per fortuna che ce l'ho. Sì, passo la parola al signore che l'ha chiamata, poi andiamo in pubblicità, poi do a lei anche. Buonasera, io mi chiamo Lunardi Roberto, sono titolare dell'Appunto Ceramica che praticamente svolge lavori nell'edilizia, installa e posa ceramiche, legno e cose varie. Imprenditore. Diciamo, imprenditore, sì. Io nel 2007 per la banca io ero solvibile perché ho fatto anche da garante a un artigiano che lavorava per me, diciamo che era verso giugno-luglio. All'inizio 2008 io non ero più diciamo con la banca solvibile, con capitali di circa 1,5 milioni per 50.000 euro di esposizione nel conto corrente mi hanno messo in sofferenza bancaria. Da un'analisi fatta poi con la Fede Contribuenti abbiamo riscontrato che sono loro che me ne devono dare 200 a me. Io avevo 2 figli che lavoravano in azienda con me, tutti e 2 sposati con bambini piccoli. Hanno dovuto vendere la casa perché il momento in cui loro mi hanno messo in sofferenza bancaria e io non ho più potuto operare e ho dovuto portare a casa 2 famiglie oltre la mia nella mia casa con 2 bambini piccoli, poi il figlio più grande per problemi poi si è anche separato dalla moglie e adesso io mi trovo che ho 3 figli che sono disoccupati. Io che non sono più operativo perché purtroppo con la sofferenza bancaria non sono più operativo, ho dei beni che poi un'altra banca per rientrare dei suoi mi ha voluto fare un mutuo su un bene di 500.000 euro, un mutuo di 80.000 e ho detto dammene, almeno dammene una parte che sistemo quei 50.000 euro che ero esposto con l'altra banca in maniera che sistemiamo le cose, anche perché potevo vendere dei beni per rientrare, ma lo spazio non me lo hanno dato. Io adesso chiedo, visto che questa banca mi ha messo in sofferenza bancaria e tutti i disagi che mi ha creato con i figli sposati che hanno dovuto vendere la casa, alla fine io voglio essere risarcito di tutti i danni che loro mi hanno creato, che ammontano a circa a 1,5 milioni di euro dai conti che ho fatto con l'avvocato. Per cui io, per fortuna che ho anche un carattere forte, non sono come il signore che prima ha portato a dire che voleva suicidarsi. Io non mi suicido mica, io vado davanti alla banca con la tenda e i figli e faccio un scandalo che non finisce più. Io non ho quel problema là, tanto in pensione ci sono, 60 anni ci sono arrivato, per cui la dobbiamo vedere bella poi nel proseguo. Mamma mia, un'altra situazione. Allora abbiamo tirato fuori diverse questioni molto importanti e gravissime, peraltro, gravissime. Io vorrei che adesso voi affrontaste sia la situazione che della signora, perché giustamente anche lei dottore, perché è un aspetto anche non è anche psicologico, è molto reale, c'è poco del psicologico qua, però coinvolge anche la sfera personale e anche l'aspetto pratico, quindi avvocato, credo che ha esposto il signore, pur essendo stati interventi, però giustamente che ascolta, dice ma com'è mai possibile? Chi produce ricchezza si trova in un momento di normale difficoltà, perché poi in tutti i paesi del mondo, vai negli Stati Uniti, ti raccontano medesime cose, poi c'è il risollevarsi qui invece. Non ho fatto presente prima che avevo appena fatto investimenti per 800.000 euro per l'azienda. Ecco, poi niente po' di meno. E si trovano queste situazioni, sembra quasi un'associazione, una cospirazione a delinquere. Pubblicità, pochi secondi, restate con noi, vi diamo le risposte.